eccoci qua, ci siamo. Scusate se sto col telefono in mano, ma in pratica, essendo che sono varie settimane che non mi riesco a segnare più i nomi per salutarvi, voglio fare questa nuova prodezza tecnologica, computer e telefonino, voglio cercare di leggere diciamo, le persone che devo salutare dal telefonino. Una cosa, diciamo, abbastanza nuova, diciamo, c'era anche non potevo fare prima, no? Vabbè, dovete sapere che la tecnologia, diciamo, già io che la tecnologia non vado d'accordo. Ma praticamente, a come ci pensate di fare sta cosa, si era bloccato il cellulare, per far capire la situazione. Quindi, vabbè, comunque ora sembra essersi sbloccato, quindi inizio a salutare tutti quelli che mi hanno scritto sotto ai commenti, iniziando da, fammi vedere un po', Valentina Catanzaro, che non mi ha chiesto la salutare, ma io la saluto lo stesso perché lei la conoscete oramai, che va salutata pure, l'ho vista in un commento, ha scritto buonasera a tutte le case cadute, quindi Valentina Catanzaro da Crotone, che è Bodman Broglio, che dico che è di Catanzaro, ma perché è il suo cognome. Poi ci sta più Michela Migliaccio, che ha tipo un vari cutalette l'MD, ma non ce l'ha mangiato, quindi Capogno Vero non l'ha mangiato. E poi ci sta più, fammi vedere, Vincenzo Riola. Purtroppo non potrò seguire la diretta perché domani tengo compiti di latino, però almeno salutami che appena posso me la vedo. Quindi saluto Vincenzo Riola e gli auguro di fare questo compito di latino. Io pensavo che fosse che ancora sul latino stava facendo una scuola, cioè veramente una vergogna questa lingua che non si capisce a cosa serve. Infatti potessi aprire un dibattito proprio, perché forse cioè, probabilmente sono io che sono ignorante, magari servirà a qualcosa questa lingua e non ho mai capito a che cazzo serve. Spiegatemelo se potete. Vabbè, Vincenzo Riola ci siamo trovati, poi ci sei più. Gaetano Piacente che mi ha scritto 50 voti e lo saluto. Pietro Tamburrino, pure lui lo saluto, Pietro Tamburrino. Sonia Esposito, Sonia non so se ci stai seguendo, ma Sonia praticamente l'ha conosciuto l'altro giorno, la fidanzata, la moglie di Peter, che è un grande amico mio che abita qua nel viale a fianco. Appunto non siete sposati, ma penso che siamo là per là, credo, non lo so, se sta Peter sta dicendo, ma fatti cazzo, però Peter è anche arrivato all'ora di sposarti anche lui dopo 90 anni di fidanzamento, no, non lo so quanti stanno, però spero che vi sposate. Vabbè, poi ci sta più Giacomo Giuliani. Giacomo Giuliani, ce lo possiamo salutare a Stipo Menacutale, ma stasera non so, c'è questa fame tra di voi. Tu quando, no, forse eri tu che volevi che a Stipo Menacutale, mi sono confuso con chi l'altro, ma forse eri tu. Comunque, la Cutale non te l'ha già stipata. Chi è chissà? Marianna Iodice, grande Marianna, voglio bene, che è sempre abbastanza presente nelle live, la saluto. Lorenzo Calò. Poi ci sta Vili Lili, salutaci, siamo Valeria e Adriano. Vili Lili, non so, ci sono Arudasciuto, un po' su Facebook, con Valeria e Adriano pure li saluto. E ci sta poi Salvatore Cozzolino, ce lo stasera non posso seguire la diretta perché domani il compito di inglese, magari voglio tutto quanto a fa tutti i compiti domani. Sì, perché io novembre è anche un mese di compiti, ma ricordo all'epoca anche io quando andavo a scuola era un mese di compiti. Infatti non ci vivo proprio. Puoi salutare a me che la casa caduta di mio zio Ciro che sta in Belgio, vive MD, grandissimo zio Ciro, zio Sergio, perché ho letto Belgio Sergio, grande zio Ciro dal Belgio, e Michele Centanni. Mo intanto la chiappa a Coccrunate che sta, sicuramente mi ha scritto in chat, Antonia Tornetto, lo saluto da Portici se ricordo bene, Riccardo Simonetti, Antonio, grandissimo, è tornato finalmente Antonio Pellegrino e sua mamma Nunzia la Sartulella, io basta che vedo solo il suo, diciamo, che mi ha scritto, già capisco che sono loro, quindi veramente salute, sto chiedendo che fine tu abbia fatto, perché ce lo siamo chiesti, non solo io, ma anzi soprattutto qualcuno della live che me l'ha fatto ricordare, ma che fine ha fatto Nunzia Sartulella e Antonio Pellegrini? Ce lo siamo chiesti in queste precedenti live e quindi faccelo sapere, perché noi ci preoccupavamo, oramai qui siamo veramente una piccola nicchia, una famigliola che facciamo la live, quindi se non ci sta qualcuno ci abbiamo a preoccupare poco. Infatti sicuramente nei commenti ora tutti quanti saranno contenti di questo tuo ritorno. Poi ci sta più, allora, voglio scordare nessuno, Ciro Amoruso, penso, vabbè, Francesco Marchetillo pure, saluto, e spero, io non mi scordo proprio a nessuno, per la verità, ma se mi dovessi dimenticare, scrivetemelo nei messaggi di YouTube che mo sto andando a vedere. Allora, intanto vedo che comunque sembra poco, nonostante, perché io l'ho già fatto già live, perché l'altro volta lo dissi che il lunedì a Gisca c'è stata una scelta televisiva
veramente grossa, perché ieri stai facendo Truman Show, non l'ho già visto, sempre bello da vedere, un film di Jim Carrey. Ho scritto anche su Facebook perché volevo consigliare, perché qualcuno non se l'avesse mai visto, è un grande film, infatti me l'ho visto una volta, ma lo vedrò sempre quando lo fa, perché è veramente un film proprio bello. E poi tu, per esempio, quando lo vedi più volte, un sacco di marmori, no? Però si colgono, attenzione, se ce ne si cogliono, si colgono delle cose, dici, ma sempre nuove quando devi vedere un film, almeno per me, e quindi mi è piaciuto di rivedermelo. Poi si piace le Iene, si piace tipo le cazze, ecco. E quindi ci pensate, spostiamolo un po' il martedì la live, così magari si mette più, stasera non mi sembrava che facevi chissà cosa in televisione, quindi la città spostiamola, prima un po' facciamo una prova, comunque la prova alla fine siamo sempre gli stessi, siamo sempre 30 noi. Vabbè, comunque andiamo subito su YouTube a vedere chi ci sta, chi non ci sta collegato. Allora, vediamo chi ha... Aspetta, senza cazzo di voce, mi sembra come tutte le volte. Ecco qua l'ho stoppato. Allicmo Bastone, grande, primo commento per lui. Buonasera, Cero, buonasera anche la loffa mal riuscita della mamma di YouTube. Oramai c'è questo amore, questo rapporto d'amore e odio, più odio che amore verso la madre di YouTube. E Manu dice buonasera, stasera ci sono pure il grande Manu S che non ci capito chi sì, però vabbè ti saluto stesso. Onorevole Manuel Calmo, sei tu? Onorevole Manuel Calmo in visione di Codesta là, grandissimo Manuel Calmo che è di Caserta, lo so perché mi ricordo ogni tanto mi ricordi pure quando facciamo la raduna a Caserta, ma guarda, manca a fare la post, ce lo siamo detti oggi sul gruppo di WhatsApp appunto di WhatsApp, Samira, Rafael, Anthony, ecco, e quindi stiamo organizzando cioè mo c'è un team organizzato per questa finalmente per venire a Caserta perché a venire Vale Catanzaro, Mario Oliva ha detto che purtroppo non stava bene, non riusciva a seguire la live di saluto e mi ha detto di dirti luglio non è uscito molto bene ma che prontamente si riprenderà. Auguriamo una presta guarigione come dice Nicafuno che date le lesioni così a Mario Oliva, gli ha sfottuto perché un uomo Oliva che purtroppo non sa se ne frega, non so che c'ha. Alessio Enigma, salve Rocky caduto, ma perché il casacadutesimo non diventa un continente tipo Eurasia, Europa, Eurasia non è un continente, è un mix tra Europa e Asia, e noi a Maglietro non so a chi poi di farlo diventare un continente, però ma lascia stare, noi siamo quasi caduti come tipo i film di vampiri, no? I telefilm dei vampiri, siamo inseriti nella società tipo i vampiri, no? E quindi stiamo belli nella società vicino a finire che poi ci mettono a coccare un continente, non possiamo usufruire più dopo, apriremo anche lì degli MD, delle cose, quindi non è che moriremo di fame, comunque è un'idea che andremo a vedere più avanti. Antonio Pellegrino, vi ringrazio, voglio stasera finalmente ci sono, vi voglio bene. Antonio, questo stavamo dicendo, vi faccio sapere, cioè, non su cazzo di tu, se non gestive, non è che vogliamo sapere le cose tu, comunque ci siamo preoccupati, ti vogliamo sempre qui se puoi, no? Oppure se non viene, cioè, se non ci sei, cioè, no, portare giustifico come a scuola, però diccelo, va, di stasera in bozzo sta a farla uno perché è successo, cioè uno si preoccupa, che 2 settimane senza vederti, no? Uno veramente poi si preoccupa. Antonia Mennillo, buonasera, scusate per il ritardo, grandissima Antonia Mennillo, che pure lei è una presenza ormai autorevole e fissa di queste dirette live. Antonia Menillo, aspetta, io sto chiamando qualcuno, un po' a Facebook, vorrei che fosse Caca mio cazzo. Eccolo qua, è lui, perché infatti mi è uscito subito Cacami, eccolo qua, grandissimo, lo ignoriamo. Comunque stasera siamo veramente quasi formazione completa, Caca mio cazzo, è tornato Antonio Pellegrino e sua mamma Annunzia Sarturella, Antonia Mennillo, Valentina Catanzaro, Alicmo Basso, ci sono tutti questa sera, quindi anzi la campionata voto se è aumentato, i spettatori non sono 31, non sono aumentati, però comunque siamo diciamo alla formazione base, no, sono aumentati 33, c'è tutta, quindi questa è l'ossatura, lo scheletro, è quello là, i pezzi importanti ci sono, quindi possiamo proseguire. Allora, Gianni Omega, grandissimo anche lui, sempre fisso qua con noi, vicino alla cotoletta, ti hai bevuto un bello bicchierino di vino di Manduria o ti hai bevuto sorsetto? No, assolutamente non ho bevuto vino, anzi mi fate ricordare che è da parecchio che non bevevano pochi vini, io sono sempre così, sempre stato un tipo no, estremo, cioè un'altra chiamata, non lo so chi è, non credo che mio cazzo, perché mio cazzo cago cazzo solo una volta e quindi 2 volte è già difficile che lui caghi il cazzo. Infatti non so chi è, chiamata versa da Antonio Pellegrino che diventa anche lui
immediatamente in un scassacazzo si mette subito anche lui nella squadra degli scassacazzi, ma Cacamio Cazzo è solo uno ed è insostituibile, mi dispiace perché ando, ma vabbè, comunque si dice una cosa, ho fatto rovina, no, io sono così, io a poco non bevo, lo sapete, qualche volta ve l'ho detto, e però pigli perito che avevo mancato una cosa di vino, all'otto sera pigliamo avevo un bicchiere di vino, però è proprio raro come cosa, infatti mi fa ricordare che parecchi che hanno accattato vino. E quindi mangio un po' di vino perché ogni tanto è anche piacevole, mo che va bene un po' freddo, no? La sera tu ti mangi che sai, felle di carne, mo c'ho una cotoletta, no? O poco bicchiere di vino vicino e vai una bellezza di andare a sfasciare, non è che guidi perché non guidi, non manca la patente, quindi non si pone questo problema e quindi mi fa ricordare di mancato vino in Manduria e vabbè. Quindi se un giorno io cadessi nell'alcol, nel regime del vino e cosa, colpa è tua perché quel giorno tu hai ricordato a me che mi ha fatto vino e poi lì c'è stato lo scatafascio alcolico. Vabbè, detto sta stronzata, Antonio Lella, stasera Sim, una formazione massiccia che poi gioca contro l'MD Land come un Napoli, sì, il Napoli che ha vinto 5-0 con l'MD Land proprio in settimana, mi ricordo, la settimana passata, ecco, per me era un derby perché ovviamente c'è l'MD Land che viene qua a giocare a Napoli, c'è proprio il top proprio del top, ovviamente subito un po' postati perché c'è in tribuna d'onore, c'è stato posto per me, mi hanno riservato proprio una sedia gialla, giallo-blu e stavo là, poi sono scesi in spogliatoi, no, a parlare un po' con i ragazzi e così. Poi abbiamo avuto una casata colo, le solite cose, però un Napoli è più forte, c'è sta però io col cuore comunque stavo anche con l'MD Land, ovviamente. Comunque Vincenzo De Lucia, buonasera a tutta la famiglia della live, in particolare che sta a casa Caruto con la felpa viola, sì, questa è la mia felpa viola che uso, diciamo, prettamente in casa, ogni tanto mi metto pure fuori casa, però solo quando ci stanno questi tempo con me, per esempio, che poi abbia a fare freddo e sta felpa serve proprio, che è di quella è fatto di quella sostanza diciamo, come fanno i busti dell'MD Mocio, quella sostanza leggera che non serve a niente, solo la frego quando esce un vabbè, comunque Antonio Mennillo, poi c'ero io mi ubriacherei a vino, purtroppo non ci sono mai riuscita perché ottengo buono lo tieni bene nel senso che lo sostieni bene. No, io per esempio ubriacato poche volte, a già sincero poche volte, perché non mi piace mi ubriacare perché tu perdi proprio a capo, no? Ovviamente, quindi a me non mi piace perdere controllo proprio così, perché insieme non succede qualche cazzo, ne sai, quindi non mi piace. Però, che poi mi ubriacata, faccio un magari uno schifo, no? Non voglio dire a vino no, però, non mi ricordo se a vino mi ubriaca. Qualche volta mi ubriacata a birra, cioè cose proprio a succedere, cioè, abbiamo avuto e birra proprio, siete mai andati tipo a Via Napoli, a Pozzuoli, no? E ci stanno questi o Gozzetto, no? Qualcuno lo conoscerà, a Pozzuoli c'è questo posto, si chiama il Gozzetto, ci stanno questi tavolini di legno e ti portano questi birra, cioè non è caso di birra così grosso, come vai a fare cose vetro, rosso, tu e tu bicchiere sotto e vai sempre a attraversare questi cazzi cosa di birra e quindi una volta ci siamo ubriacati a birra e mi ricordo, vabbè, comunque altre volte pure, ma molto raramente mi ci ubriacata a birra oppure mi ci ubriacata con cocco delle roba, ma comunque mai più perché mi fa sentire ma che poi mi è bruce, poi odio vomitare, perché è una cosa che a me mi è sempre stata una cosa che mi ha provato sempre ansia, che sul fatto che tu uomo, che no, noi ci facciamo sta parlando, non mi da scusa, però va, ci spiego che oramai ci sono nel discorso, allora sai, uno quei 2 o 3 secondi che uno fa così, no? Cioè tu non respiri, allora per esempio a me mi esce due fuori, cioè poi mi sento senza aria e mi viene un'ansia ancora, cioè proprio è una cosa troppo brutta. Poi non sono, posso pure tipo che ne sa, ci si mette il dito in canna o che ne subito come fosse una fumata di sigaretta, a me io no, io sono uno che a me proprio, non lo so, chissà se ti fa visita viene fallo un pirata. Effettivamente io non nego che prima mi fa live faccio fatto 2 o 3 pirate perché agita poi facciamo prima di iniziare perché e tenevo e l'ho fatti ma qua non li posso fare l'anno scorso mi scappai un pirata ma forse lo sapete l'ho detto già comunque Miki Conte sono il ragazzo della grande avventura passata all'MD nonostante la pioggia grande parti marcato casato con la grande Cerù grandissimo Miki Conte tu se non sbaglio sei quello che mi mandata fotografie con gli amici tuoi che siete andati a fare la spesa a Via Campana con carrelle l'MD se non erro, lo so capito bene, con Umbrella per coprire la spesa, infatti questa foto meritava, io l'ho pubblicata in coppa
coppo profilmi perché era spettacolare, veramente come le mannate mi fate fare, quindi la pubblico perché veramente meritevole di essere vista, no? Da noi mediani finiti. Allora, a noi la Lella c'erano su Magnan le latterine, che sono pezzotto delle galatine, per chi non lo sapeva, e l'MD pezzotto delle galatine, ma hanno essere un poco scaduto all'anima per la mamma di YouTube. Sì, effettivamente, già il nome, c'è galatine, e che si chiamano latterine, che manca a farla apposta, io oggi parlavo di queste latterine, ma venivo un nome, però vi riguardo la cosa, la vita, no? Perché le viste galatine, c'è tu, chi esiste pure pezzotto dell'MD, e infatti non mi ricordo, invece non me l'hai fatta ricordare. Tra l'altro, questa cosa che mi ha fatto oggi, remo solo lui, no? Si mi da fare una ripresa per un video che poi uscirà a Natale, posso fare queste palestre che poi facciamo i video Imperial, no? Queste palestre Imperial. Comunque si mi da fare questo video e mi accattare i guaglioni con i quali faccio questi video, erano accattando un panettone. No, là vicino c'è il Penny Market, qualcuno lo conosceva. Ecco. Comunque sotto sul Penny Market prima una comicità a livello dell'MD, perché c'è tipo in una bottiglia, che sa, di Aperol, fa capire un pezzotto, si chiamava aperitivo, cioè su fatto a me non so se mi sa di 3 euro, perché c'è l'Aperol che si chiamava aperitivo, cioè proprio loro non se ne fu, cioè chiamano così, che cosa per fare l'aperitivo, come la chiamare? Aperitivo, non se ne fu, cioè, lo chiamano aperitivo, non è che stanno lì a fare, a fantasticare su dei nomi, che ne fu, cioè, sono gente così, la gente del discount, questi che creano i prodotti del discount, se ne fottono, cioè mettono i nomi, ma così come si chiamano, e quindi ci hanno fatto sacchi, forse hanno pure altri prodotti che però non mi ricordo, cosa mi ricordo, vedi che comunque Giulia Di Giovinazzo, finalmente pure io alla live c'ero, Siglos, grande Giulia Di Giovinazzo, io mi ricordo il tuo nome perché secondo me un nome che tiene qua è lo stesso che c'è su Facebook, perché poi a volte io mi ricordo i nomi dei commenti, quindi fa piacere che ci stai. E Eugenio Faiella, c'ero pure tu fai come Gianni Morandi, fai rispondere a Coccrunata, no? Hai visto sta cosa oggi, hai letto, perché hai picciato Facebook e quando tu metti Facebook su Google, perché io metto ancora un po' a Google, Facebook, non so, a Grande Casa Caruto, perché sicuramente quello uno lo mette nei preferiti, io no, perché mi ha già fatto il giro, non lo so, perché o mette Facebook e mi esce scritto notizia su Gianni Morandi, tipo una cosa che non è lui sul suo profilo, però i cozzi c'è una cosa, ma grazie a Canneri, cioè, se sapeva, non lo so, ma secondo voi Gianni Morandi ti risponde a tutti i messaggi, che poi sono tantissimi i messaggi che ci arrivano a Gianni Morandi, ormai già chissà come sarà giocato, ten un pandan, un in gigante, che non fa manca a prendere i tasti, un po' figurami se ti va a rispondere a tutti i messaggi, ai commenti che ci arrivano, ma era ovvio, almeno io la gente pensata che il tene a coccrude, una squadra di 20-30 persone che stanno là a giornata e si mettono a rispondere ai messaggi, ma è una cosa che non c'era bisogno, ce lo diceva Facebook oppure ce lo diceva chissà chi cazzo ce lo diceva, era molto palese. Comunque sto zoomando qualche commento, io mi dice, ma io piano piano cerco di leggerli tutti quanti. Lorenzo Calo, la pagina Calcio Napoli 24 fa una serie a puntate in cui ogni settimana la bellissima Chiara Giordano chiede ai passanti come sta giocando il Napoli. Ci sono alcuni tifosi che sono talmente case cadute, invece di dire Higuain dicono Uguain. Vabbè, ma sì, figuriamoci poi a Napoli quando Coz dopo nasce a Ravuk, ma chi si lo fanno pure apposta, secondo me vanno a chiappare proprio i personaggi, un po' come ha fatto pure quando hanno fatto qualche intervista, va a chiappare proprio i personaggi, poi ci fa uscire qualche bongo Ravuk, quindi non mi meraviglio. Allora, vado un attimo indietro perché non ho zumbato i commenti. Cina Lungo, buonasera, Cerro, hai sentito che il cibo del futuro saranno gli insetti? Ma tu mangiassi un cuoppi cavallette e virmo, maionese e ketchup? Penso proprio di no, perché a me poi gli insetti mi hanno sempre fatto schifo da che mondo è mondo, a me mi fanno schifo i mosca, a me proprio, cioè proprio, pure il formicolo mi fanno schifo, cioè animali che uno dice, sai, più o meno la formicola, no, a me mi fanno schifo tutto quanto, proprio gli insetti a me è una cosa proprio che proprio li odio, i ragni, non dico proprio, poi ci stanno certi cose picceril, tipo 1000 piedi, però non è che tengono 1000 piedi, cioè infatti un po' più, sai, ci sono 200 piedi, non lo so come si chiama, un po' più piccoli, fanno proprio schifo, però antenne, ad esempio schifati, così mi mangiassi. Però sono sempre stato convinto, ma non so se può essere secondo me, noi i cinesi, quando sono maleardi, quando ci facciamo sono i cinesi, non lo so,
Però io credo che i cinesi possono mangiarsi scarafoni, io penso che Marosco sono maleati cristiani, cioè, saranno pure buoni, cioè, perché sennò avrebbero torto 1 miliardo di cinesi che si mangiano gli scarafoni. Secondo me sono buoni questi scarafoni, parliamoci chiaro, non me li mangerò mai perché figurati a me, cazzo me ne fotte a me mangiare gli scarafoni, ma che mangiare sempre mocio, sempre alle medie, però secondo me non sono così malvagi, gli scarafoni, due fritte, che patane vicini, secondo me non sono, vabbè, non li mangerò mai. Comunque, su che nuovo careta, chissà, no? Chissà, scusa, no, sorre perché Valentina Catazza ci dice escici un pirito, questo è un bel tag, un nuovo tag, escici un pirito. Vale Catanzaro, mannaggia che la zomba aperta, l'offa Frenzel, Zuga Cetriolo, rama, YouTube si è bloccato tutto. Ma io spero che non si sia bloccato nulla, spero che io mi sono bloccato il vicino che sto parlando veramente e rimango male quando mi accorgo che si è bloccato e io sto parlando come il suo, quindi spero che non si sia bloccato. Vabbè. Allora Pellegrino, secondo te chi ti piace di più, Raffaele Arcuri o Manuela Arcuri? Ma pensaci che la sorella Raffaele Arcuri, sinceramente non so chi sia, forse sì, la sorella, ma non la conosco, ma Manuela Arcuri è buono, fate essere buono, è sempre stato buono, quindi però non conosco quella. Caga mio cazzo, addirittura commenta stasera oltre alla telefonata, dicevo, ma perché non fate una web series? Secondo me fate successo, ma web series può significare tante cose, perché parliamoci chiaramente, no? Pure le Tug Life che abbiamo fatto l'anno scorso, diciamo che erano tra virgolette una piccola web series, perché poi alla fine se chissà che eri questo giubbino di pelle che facevo buchinare in varie puntate piccoline, ma comunque di serie, no? Una volta facevano fatta, una volta facevano nato, comunque il filo conduttore era lo sparagno, quindi alla fine faceva questo, quindi un po' l'hanno fatto già una web series, ma non a livelli un po' più, magari tu intendi una cosa un po' più sceneggiata, un po' più, che ne so, lunga, con puntate. Comunque sì, si può fare, a me tanti po' mi sono venuto pure in capo, però richiede una lavorazione, una cosa che sta veramente o tempo che stai facendo, già da passo igiene bufanata, e quindi sono un sacco di persone che fanno queste cose, ma l'ho sempre pensato di fare qualche cosa del genere, però mai dire mai, perché se le idee sono semplici, come questa di tu Life, si poteva fare, allora perché no? Comunque andando nella lella, sto pensando sì, nonno Beppe nel futuro farà le confezioni di cavallette e scarafone surgelati all'anima Verm solitario e Giuliano Ferrari. Ma sì, se un giorno magari si uscirà pure l'MD sotto un po' più cavalletto, un po' più scarafone, ma perché no? Nel senso che vabbè, penso che si mangia sempre nonno Beppe le napute sue, perché però chi so, signore Beppe in di supermercato sabato una scarafu, ma non credo che poi oramai c'è Marua, c'è a Napoli scarafu facessero ridere su me, non credo che succederà mai, cammino qua a Napoli, no? All'Icmo Bacciolo, grandissimo, eccolo qua, è partito con la sua prima sceneggiatura, ore 21:54, siamo in tempo, lui di solito ne caccia due. La prima è questa, all'Icmo Bacciolo, un cacciatore di conadisti. Pollena Trocchia del 1987, Carlinù, si chiama così, Cavaliere della tavola bucacira cioconuttiana, della tavola bucacira cioconuttiana, con la sua spada, non lo so, la Paziottian forgiata ranupire di work, attenzione, e dopo strafugata una monella scende per sfumare tutte cose. Per chi non sapesse, la monella è un Pazzotto era girella, che abbiamo scoperto, diciamo, questa settimana, che me l'hanno mandato in un commento, io magiciata di risalto, non l'ho resistito e me l'ha subito salvata la fotografia, l'ho pubblicata perché vedere questo pezzotto della girella che si chiama Monella, cioè veramente siamo al top nell'Olimpo dei nomi dei pezzotti, che poi oramai noi siamo abituati a leggere di cotti e di crudi, Super Sando, Super Azzec, che ne sai, Sciocca Ducazzi che shoot, ma Monella pure uno meritava, secondo me Monella meritava. Vabbè, Stefano Masi, Fabio, la serie di video che facevi in collaborazione con la palestra continua, non mi pare quella della panca è l'ultima che vidi, sì, ce ne sta forse nata, ne è rimasto uno di sketch che ancora devono pubblicare, dopodiché mo stiamo facendo sta parodia di Natale, diciamo, per la palestra, cioè stanno facendo loro, io faccio strunzo in parodia, non è che l'ho scritta io, non è che però partecipo pure a questa parodia, ecco. Poi non lo so, i sketch se proseguiranno a gennaio, se ne scrivono altri, perché è una cosa che non faccio io, cioè a me mi chiamano a Fustrunzo là, e però li scrivono loro, li fanno loro, quindi
Speri sì, perché sono divertenti, cioè, nel senso che qualcuno è stato divertente, cioè, ci divertiamo a farli più che altro, andiamo in tassi in palestra, andiamo a fare sketch così, è una bella storia. Comunque, Vincenzo De Lucia, potresti fare una rubrica occhio allo sparagno, ma è sempre fa coppo sparagno, i tuoi consigli per gli acquisti LMD sarebbero oro colato per molti fa, ma sì, ma è vero che, ma sai che raga, io per esempio, io mi rompo io per esempio ho sapito, no, io l'MD, però io dico, ma io voglio fare pure queste cose, però si figli che hanno un cascino un euro, non è che uno fa per soldi, ecco, però dico, ma chi ci ha già fatto su piacere a chi si cioè, io dico, nonostante la mia grande passione per l'MD, fare poi una cosa di questa così, ma una però a me, che poi cazzo, non è che mettete, cioè, non sono solista, pure un mio cameraman, e chi li monta, e tutto questo, allora perché ci fa senza da chi si sta? Ma se mi chiamano e dicono, guarda, ma fa sta cosa, mi chiamo l'MD, allora dico molto volentieri, occhio allo sparagno, potrebbe essere una bella Lorenzo Calò, secondo te qual è la squadra calcistica con i nomi più strani? Secondo me lo Spezia, giocatori come Situm, De Las Cuevas, Brezovic, Erasti, Canadiglia e Vrzic, ma ci manca solo Kasakarutic e MD, a parte De Las Cuevas e Erasti, quei giocatori sopra elencati sono croati. Vabbè, ma i giocatori croati si sa, no? Sasic, non so, c'è un cazzo, si finisce tutto quanto con questo Hitch, ma giocatori con i nomi strani ce ne sono, ma magari non sono tutti quanti la stessa squadra. Voi li conoscete, a parte un culo, poi c'è Seva Diarra, che ricorda la diarrea, poi c'è sta proprio crunata, ecco. Daniele Peluso intanto mi sta chiamando stasera la serata delle chiamate su Facebook come ci cazzo cazzo a me. Comunque proseguiamo, non ci facciamo intimidire da queste chiamate su Facebook e andiamo avanti. Allora, Michi Conte, cioè, ma l'MD non ha le consegne a domicilio, ribellati, no, allora, c'è stata una cosa che io volevo chiarire, cioè volevo chiarire perché comunque si qualcuno sa, a me mi mandano una fotografia di un pulmino, avuto in mente il pulmanino, c'è a Napoli diciamo pulmanino, pulmandino, ci sono varie diciamo, possibilità di chiamare il pulmino a Napoli. Comunque nessuno sta fotografia che io pubblicai in un pulmino grigio di allora, Casoria, mi pare, comunque un MT di Casoria che faceva, cioè gli va a pigliare, non faceva le consegne a domicilio, però gli va a pigliare gente a casa per portare l'MD addirittura. E infatti quando ci pubblicate questa fotografia che io credo sia vera, qualcuno ha detto no, ma c'è mai sono di Casoria, non c'è sta cosa. E qualcuno ha detto no, io non l'ho mai visto un collato. Boh, è un mistero, ma non penso che uno mi manda una fotografia che e non esiste un pulmino che porta la gente a fare la spesa alle medie, penso che esista veramente. E quindi se qualcuno di voi di Casoria mi tolga questo dubbio perché è una cosa che io veramente vorrei. Allora, Antonia pure sta chiamando stasera lei tutti quanti, Antonia Mendillo pure schifo variati, mi rendo conto ad apariare e state ridendo dall'altro lato, dice ma c'era la gente proprio pensa che c'è una cosa. Vabbè, è giusto che sia così, ci posso fare manco su Facebook proprio, Allora, Guido Marino, perché hanno fatto fare da testimonial dell'MD a Massimo Ranieri e a me no? Ma che sia un'ingiustizia, perché io veramente tu dicevi, chi Massimo Ranieri, e grazie cazzo che Massimo Ranieri ci mancherebbe, però che spascimi, nemmeno io veramente, cioè a me oramai si è arrivato a un livello che la gente mi dice vicino a me, ma Fabio, ma tu a quale MD lavori? E io faccio, no, guardate che in pratica l'MD. E dico, no, in pratica l'MD, super. Come tu tutte le cose, coppa l'MD, ma veramente se... E dico, veramente su facevo, non ci gusta asciuscire, poi intendo che andare cose dico, no, non è... no, io pensavo che tu faticavo all'MD, la pubblicità, ci fatto che la pubblicità, e che ci faccio? La faccio sta pubblicità, ma già fa. Anto, venga sputa in faccia fino a casa, mi chiamano, ho capito uno però non vuole dire che cazzo stasera, ma tu già la seconda volta mi chiami Antonio, carissimo Drogba Pellegrino, e la gente fine mo, la gente che mi ha fatto piacere che sei tornato, però va a finire che poi non mi fa piacere più che sei tornato, e mucca chi te stai, scusami della... Allora, intanto partono le chiamate pure Valentina Catanzaro, e che mi fa sta live la fa che io ci mettere ignora io ci metto poco allora chi si ci perde un filo di discorso parlare una cosa ma ci perde un filo di discorso allora perché poi il computer mi è manco un computer che è molto diciamo, intuitivo perché poi pasciare da Facebook trasina un po' a YouTube pure comunque quasi quasi chiamo pure io mi è uscito un po' con me allora Gianni Omega Fabrizio hai mai provato la linea dolci di Donna Teresa no non sapevo dell'esistenza di questa linea dolci di Donna Teresa facciamo che si avvenne all'MD perché non ne sarei sicuro l'ho mai vista può essere pure che sia una mia impreparazione
Vabbè, comunque, Robby De Biasi dice, ma qua l'occhio allo sparagno, la volta mi hanno fatto fissa, mi hanno fatto proprio 4 casate cola quando ne avevo pigliato una sola, no, ho capito tu, mo te levo tutti questi dubbi. Allora, tu sapevi che a casato cola, no? Tu sapevi che la mamma Emanuel Calmo, che mi sta chiamando in questo momento, sapevi che la puoi trovare tranquillamente sulla Domiziano. Vabbè, già su da Facebook, chi siamo ci parla stasera. Ah, qua sudatissimo, no? Eccolo qua. Facciamo la coppa a Facebook, chissà stasera la facciamo tutta quanta così a fare le telefonate. Quando poi facciamo perdere il filo di discorso, sto dicendo una cosa, ma nasce morto, fatto la casata quello che è importante. Allora, stavo dicendo, tu hai cattato una casata con hanno fatto la 4, no? Perché? Ma che pure a me mi è capitato, quando hai cattato il casato con il piccerello, no? Per fare io ne volevo solo uno, però praticamente dice su così qua, la confezione di 4, che io dicevo, come frate, io già stanno 20 centesimi, e che cazzo, manco 4 non lo pigliamo, manca un euro, anche un po' giusto. E come alla fine ti catta a fozzo pacchi 4, per una sola ti catta a fozzo pacchi 4. E proprio ne tanto costano euro, specie pure tu a livelli rannati, peggio di me, voglio dire. Vabbè, comunque, tornando di nuovo ai commenti, io proprio faccio fatto ma grippia e non riesco a tornare più in coppa. Vabbè, possiamo, comunque siamo pure 35, ho anche spirciato che stiamo tornando un altro 8 livelli di prima. Altri commenti, eccolo qua. Salvatore Buono, sta lì nella casa mia è proprio una casa caruta. Vabbè, dipende, mi dispiace pure la mia è una casa caruta, però che poi tra l'altro io mi scuso ogni volta perché voglio aggiungere, purtroppo si è scassata la webcam, quindi se mi vedete male, purtroppo è la webcam del computer e quindi non riesco cioè no, ma ha giocata una webcam, che volevo arrivare. Comunque, Salvatore è buono, sono sempre io quello che ti ricorda il dentifricio, ma ogni tanto veramente passa poi, è bello, ogni tanto mi ricordo al fatto del dentifricio dopo un mese, cioè che io veramente poi l'avevo rimosso il ricordo dalla testa e ogni tanto mi ricordo stiamo a Natale, ancora mi sta facendo un sacco di 3,80 € che sarebbero stati investiti in altre cose. Allora, andiamo un po' a rete, proprio riacchiamo zumbata. Vincenzo De Lucia, se l'MD ti pagasse per la pubblicità diventerebbe la Conad, tu poi si purifichi Carlino non hai bisogno di soldi, è vero, non è che non hai bisogno di soldi, cioè vedi che mio padre Roberto Carlino, però diciamo che lui non mi ha riconosciuto come figlio, quindi alla fine, diciamo, fine non beccherei l'eredità, dovesse morire Roberto Carlino, fa un atta di qualche insieme, ma non muore Roberto, però non so se ha fatto testamento su di me, questo non lo so ancora, che purtroppo non mi vuole accettare come figlio e quindi vengono lì, voglio dire, quindi alla fine un po' si mi passa la pubblicità all'MD e mi dispiacerebbe. Comunque Stefano Masi, una volta ne eravamo una settantina alle live, ora solo sui 40, peccato, è vero, una volta eravamo, siamo sempre state una cinquantina, se volessimo fare una media da quando facciamo le live, questo 2 anni, siamo sempre stati una cinquantina, dopodiché poi ci sono stati dei picchi di occasionali, perché poi mi ricordo quando facevamo fatti Alessia Marcuzzi arriviamo addirittura a 150 presenze nella live, cosa proprio veramente da occasionali, però poi siamo sempre rimasti una cinquantina, qualche volta 70, 80, sì, ci sono stati periodi, ecco. Ma io ho notato che sta cosa, poi magari una mia teoria, quando più fai video, quando più tieni un po' gente a fare la diretta, quando fai un po' meno video come questo periodo qua, pare che la gente un po' un po' così, che ho notato questo. Beh, poi la costateremo insieme, si può, quando torniamo a fare più video, così sarà, vabbè, comunque questa è la mia teoria, magari sbagliata. Manuel, io MD non tengo vicino Maron, tengo il CRAI, se guarda proprio, CRAI sta proprio, cioè, il CRAI penso non guarda proprio, cioè, manca mi fa concorrenza, per me è come se fosse per esempio Chievo, come se fosse Frosinone, di caga proprio, perché sotto casa, poi il Pinco e poi tengo il tuo D, guarda, vabbè, tuo D ci mi fosse una specie di sotto l'MD, ma Pinco, la giornata Pinco, cioè, mai sentito, sai solo tu, ma non me la fotografia perché non ho mai visto, sono un esperto di supermercati, di supermercatologia, ma Pinco l'avevo mai sentito. Antonio Varricchio mi saluta tutta la mia famiglia. Mi fa piacere che ti saluta tutta la tua famiglia, forse ti saluta tutta la mia famiglia. Saluto pure se questo volevi intendere, poi sbagliate a scrivere. Comunque saluto la famiglia
va ricchio. Fernando Lilliri dice: ma come ci fa i senza te non posso stare? Mi ha fatto ricordare la canzone senza te non posso stare, perché vecchia canzone, non so di chi, comunque la stessa canzone. Alex Stabisi: sera a tutti, Fabri, scusa per il ritardo, ma oggi non è giornata. Oggi sono stato a funerale di un amico, aveva 16 anni. Come si fa a perdere la vita a 16 anni? Vita così ingiusta. Se mi sbaglio a Gist che le scritte questa cosa, infatti quando l'ha letta mi è un po' pure mi sono dispiaciuto, perché a 16 anni veramente non si può morire. Su Tarantello, sono Tarantello, mi dispiace molto. E Eugenio Faella: c'ero Cafacim sempre scemo, ma perché non ci parli un po' seriamente di te, che fatica fai, si fidanzato quando anni tiene? Ma non sai un cazzo, cioè voglio dire, scusa, ma che marosca, cioè si è fidanzato, sono sposato, sto a vicenda, non mi segui, perché se mi seguisse sapessi tutto. Allora io ti posso mai rispondere a te, perché poi a live su più o meno siamo sempre stessi, allora io poi potrei rispondere a te, i là dici Maro, cioè ormai ci caga tu cazzo, sto la prima che fai, che non fa, se si sposa, si tiene figli, e allora dico, che cazzo, mi segui, e lì capirai quello che faccio, quello che non faccio, e addirittura si è fidanzato, sono sposato, sono 3 anni, sono sposato. Vincenzo Lucia, c'è lui è Carlino come Maradona e chi lo figlio, che va sempre bravo, da Barbarossa. Il caso è un po' uguale, domenica da prima a domenica 5, no mai, però sì, un po' il caso è uguale, diciamo come fosse un figlio di Maradona, a parte Carlino si può definire comunque il Maradona dell'immobile, volendo, perché comunque cioè, come viene il caso is nessuno, e quindi fondamentalmente io mi ritrovo a vedere questo padre che comunque non mi ha riconosciuto, nonostante la bronzatura più o meno lascia stare, non sto pigliando solo, però di solito la bronzatura è quella là, o capello o sto perdendo stile Roberto Carlino, come dai fare capire, alle case che ha avuto comunque siamo allo stesso livello, sapete che sono figli, non c'è bisogno, lo devo dire io, cioè, proprio c'è tagliata la capa, si vede, no? Quindi non riconosce, si fa, però siamo 2 gocce d'acqua, ma lui non vuole ancora, però un giorno magari si ricrederà, speriamo. Questo c'è l'unico MD che tengo a pochi minuti da casa e vicino a un McDonald's. Secondo me l'MD fa rifornimento di panini, salsicce e ketchup e maionese. Ma sarebbe bello che l'MD chiudesse questo storico accordo con McDonald's o facesse chiudere proprio McDonald's, no, però comunque sarebbe una grande partnership per me, fosse veramente. Però l'MD, come da diceva, deve rimanere così, perché si può l'MD per buso stesso come McDonald's ad andarsi pure poco antipatica, magari l'MD sta arrivando, ma con me, hai capito? No, allora lascia stare, rimaniamo in bassa classifica, tra virgolette, facciamo il nostro campionato, capite? Le squadre di mezza classifica, ci fanno soddisfazione come Sassuolo, quelle squadre, capite, medie, quindi voliamo bassi, poi verranno i nostri anni quando vinceremo poi i tricolori e roba. Alfri Channel, la 100ª puntata fa un live più speciale, ma festeggiare. Ma sì, infatti io non ti nego che poi ci pensi che la 100ª live, cioè, oggi per esempio è l'80ª live, allora si avvicina questo traguardo, c'è una 20 settimane, si avvicina tra virgolette, però se sa qualcosa di speciale, è vero, ma c'è ma pensare, ci dobbiamo pensare, datemi qualche suggerimento anche voi. Crescenzo Didone, non mi avevo mai letto. Indipendente, stamattina la mia ragazza non è voluta uscire con me perché doveva andare all'MD. Ma sì, ma questo non è che a me mi sorprendi con questa tua, perché si sa, no? Cioè, l'MD prima di tutto c'è sta una passione smisurata, quindi io state accorto che la Sind Free Porn quasi era innamorato, perché potrebbe essere molto probabile. Allora, Lorenzo Calò, al prossimo raduno a Roppa medaglia Rosu per Sandro, che mi sono dimenticato stasera però là da votare, fatto lei finalmente la fanculo dopo mesi, ti porterò altre sorprese. Non ti dico di cosa si trattano, ma sicuramente sarà sull'Immobile Dream. Lo sto già preparando, grandissimo Lorenzo Calò, che veramente, guarda, io te la città potevo mettere a fare il coso Super Sandro, comunque ci hai dovuto un po' perdere tempo. A me mi fa piacere, oltre che la risata, perché poi fa piacere che penso che tu là 5 minuti a fare una cosa, cioè 5 minuti, non ci mi si chiusi sicuramente, mi fa molto piacere. Comunque non ti come si dice, non perdere tempo, voglio dire, cioè si può fare, ma senza chissà, poi tu dici, ma che mica ci fanno palazzo, è vero. Comunque mi incuriosisce questa cosa, al prossimo anno tu me la fai. Ma Manu S, ce lo sono disoccupato. Secondo te, se mi offro cassie dell'MD faccio un affare, posso andare a nome tuo, a così mi pagano o doppio contratto? Guarda, tu a nome mio pochi, però non si sa che può succedere, perché non lo so, però tu va a nome mio, cioè di se conosco a Fabrizio, io poco ti dico, anche per la curiosità di vedere se mi conoscono là dentro, e quindi magari poi ti cacciano a capo. Questo non lo so, però ci puoi provare tranquillamente, il mio nome lo puoi fare.
Robby De Biasi, mo facendoci caso, ho prosciutto un salame e a mortadella LMD non sapeva niente. Guarda, questo, ahimè, lo dico perché io sono una persona che dice che e che, ahimè, tutte le volte che ho provato il salame e il prosciutto LMD, però quello nelle bustine, mi è mai piaciuto. Sono sincero perché diciamo, io sono uno che sono come chi di là, i tifosi delle squadre, che pure sia squadra verde, no? Cose, la maglia, no, a me me ne foto, io lo dico, ci stanno certe cose buone, però purtroppo il salame o prosciutto ne può parte dell'MD, quello là però non so nelle macellerie dell'MD, perché a Basciato mi lo sapete, non ci sta la macelleria dell'MD, quindi non stanno solo le cose imbustate, che là non mi sono mai piaciuti. Vincenzo De Lucia, per la 100ª live ci manammo nel teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare e la facciamo a tipo conferenza e mettiamo al panzarotto antistress alle riprese, così spariamo pure sulla tutto. Non sarebbe male fare proprio una live al di là, proprio una live, no? Veramente dal vivo, magari fosse pure bello che i computer, nel senso, quanti i computer assettati a tavola a mandare i messaggi, io che faccio così a quelli fosse che cazzo, una cosa proprio del 3000. A chi lo punto frate senza computer e roba. Gaetano Macalusa ha detto ciao Fabrizio, mi sono collegato ora, grande Gaetano della Sicilia. Gaetano me lo ricordo che ogni tanto mi scrive e lo saluto a Gaetano. Davide Daniele, cosa ne pensi di Tonino 1? Ma che se ogni tanto arriva questa domanda che ho fatto Tonino 1, ma io oggi sposto 3000 voti, ma è molto simpatico Tonino 1, anche se non lo sto seguendo ultimamente, perché non lo so, non sto seguendo la seguito, ogni tanto mi viene in capo che esiste Tonino 1 e poi dopo vedo però passando, vedo tutti i video, cioè per esempio mo troverò gusto a vedermelo perché è parecchio che non mi vedo e quindi magari mi vado a vedere tutti i video vecchi che ha fatto perché mi mette il buon umore. Vado dietro perché si è fissato Vale Catanzaro, c'è esci un periodo, guarda io faccio veramente, però penso pure che stavo con mamma, con famiglia, che ci mette a fare fa una brutta figura. Comunque sto andando indietro. Eugenio Faiella, che grande, scusa, ma l'uno di sera di solito lavoro per la Conad, ci sono degli infiltrati della Conad, vabbè noi siamo comunque sportivi, accettiamo tutti, non è che diciamo, solo, però diciamo, non sarai proprio diciamo, no, ben accetto, però con famiglia pur fatica la Conad non è colpa tu, mi rendo conto c'è disoccupazione in Italia, ti hanno offerto un posto a Conad e tu che fai? Però purtroppo che mi fa? Io per esempio fossi rimasto senza faticata, ricaita se la Conad mi avesse offerto posti, ma sono caratteri. Allora, Manu S. ha mangiato un panino napoletano al supermercato Pink, ancora ma è già avvelenato. Guarda, ma io credo che tu, non lo so, stai rischiando la vita perché c'è qua, ve lo dico, c'è chi è che conosce questa catena di supermercati si chiama Pinco, cioè là c'è mai sentito già, hai visto di cotte e di crude, ma Pinco non l'ha mai, cioè mo uno mi ha mandato una cosa ND, addirittura c'è no MD, ND, cioè, penso che uno lo top ripazzotto, ma Pinco io non l'ho mai sentito, quindi voglio, se qualcuno conosce Pinco, perché se voglio, non lo so se sta drogando, non so cosa tu, però il video è buono perché... Comunque Antonio Varricchio, scusami, Fabio, secondo te questo Napoli può vincere lo scudetto? Ma non lo so se può vincere lo scudetto, ma spero che un Napoli veramente vince un qualsiasi scudetto perché oramai sono quasi 20 anni che vince lo scudetto e quindi anche di più e quindi fosse la Maronna che vincesse qualsiasi scudetto, no, veramente sarebbe bello. Comunque è un campionato molto equilibrato, bello per un bel campionato dove speriamo che un Napoli si ferma a Roma, a Bologna mi fa paura però e quindi se la Roma si fermasse un po' potrebbe dire la sua. Gina Lungo, la 100ª puntata deve essere celebrata con un evento dal vivo, ma fosse bellissimo, io ho detto a me ma prima o poi lo organizzerò, e lo dico proprio chiaramente perché ce l'ho in testa da parecchio, quindi prima o poi un evento dal vivo ce ne vende, una serata, un pazzo, una cosa, a parte i raduni e roba, con cose che slamma fa. Removed Page si chiama, spingo sta pure da me, c'ero sta pure nella cittadina di mia zia, ma facetemi sapere dove, quando, perché, facetemi avere un'insegna, facetemi una fotografia, mandatemi un po' a Facebook che bisogna indagare su queste concorrenze, no? Che poi piano piano li elimino tutti e quindi come vado a mettere i bomb sotto la Conad e vado a metterle sotto alla Carrefour per dire come vado a fare la pina a Carrefour, quindi lo posso fare anche alla Pinco, facendo sapere che facciamo saltare in aria tutto. Stefano Massi ancora Fabio ci sta qualcuno alla porta, ma questo è un commento vecchio, sta vecchio, capo la porta sta là, quindi la porta non ci sta nessuno, eppure Cuore Azzurro
Buonasera, parlatelo Napoli, restiamo umili e piedi per terra, non facciamo i film in testa, ma chi stai dicendo io? Cominciamo con questa discussione, non finisce più, ma noi rimaniamo con i piedi per terra, ma però la speranza non l'ha data né, perché siamo gli spaccini, non dico io. Fernando Olivieri, c'era ma che spaccina girata a Colorado, ma stanno tutti scimo, ma quando devo rimettere là, Sia Best, bella Sia Best, l'avevo mai sentito. Colorado, voglio Colorado, è una trasmissione che io non sono mai riuscito a seguire personalmente, però sono gusti personali, per carità. A qualcuno può piacere, a qualcuno meno, ma a me Colorado non mi ha mai fatto ridere, non lo so, perché veramente guardi, io ho sempre sostenuto che se uno per esempio fa comico oppure fa cose come fascino, non lo so, non ha da mai parlare che fanno i stessi coppia o meno, perché è sempre brutto, diciamo, ma che di cazzo, no, uno potesse dire la coppa manica, però personalmente proprio da persona che so guarda che a me mi piace vedere i comici, mi piace vedere ad esempio visti i comici, Colorado a me mi ha mai fatto ridere, almeno tranne qualcuno, tipo Pucci, non so se conosci, poi c'è sta o Crunat che cazzo, qualcuno ci sta, ma raramente, Urisso veramente, perché ma sai che è un tipo di comicità che per esempio a me personalmente non mi ha mai fatto ridere, quella comicità un po' così, devo fare altri tipi di cose, quindi sono gusti, a me non è che che sono scime e sono buone, no, è che non mi fanno ridere, che ce fa? Non lo so. Comunque Antonio Pellegrino ce lo dà, ora lo devi fare qualche ruttino o qualche pirito, ma guarda, ti dico la verità, se monesse un pirito me lo state chiedendo, visto che me lo state chiedendo in tanti, lo facesse pure, ma non mi viene, lo rutto non mi viene perché poi mi veniva cose, ma non manca mo, rutto chiuso questo, ma non mi viene, cioè. Vincenzo Lucia Colorado è come la Conad, da fare una lampe di fuoco, no? Io poi, un po' tra virgolette, mi fa piacere che cioè, poi proprio a noi napolitani è difficile, ma uno non può fare un'erba in faccia, è difficile che fare il colorato, veramente, guarda, si trova a qualcuno ed è raro che da qualcuno ci sia in colorato, noi ci mai sentito che tu sai che in Napoli, che tu sai che in colorato, ma chi è questo colorato? Cioè, è una tradizione un po' del nord, no? Un po' di comicità del nord, no? Che è diversa da quella la nostra, ci sta poco. Allora, Stefano Masi, Fabbrica, quando tempo non vai a chiesa? A quando Garibaldi faceva 18 anni più o meno veramente in chiesa, non cioè, quasi mai, cioè mai, non è che cioè, quasi mai. Non lo so se voi siete credenti, non siete credenti, ecco, ma pure io, cioè, non è che so, tu sai mai che sono, perché cioè, se uno mi domanda, tu sei credente? In sacci di spocchi, non lo so, pensi sì, boh, cioè, ma non frequento, non frequentante, credente non frequentante. Michi Conte, c'era un meglio una corsa pacchi di pacco, ma sta battuto, ma da che veramente l'ha fatto Garibaldi, cioè ancora sta battuto che cioè, nonostante gli anni, nonostante le stagioni, l'inverno, l'estate, sta battuto continua a vivere elementi delle persone. Simone Babbo, cioè sicuro mo sopra una live, sono arrivata tardi perché non tengo tempo, ma mannaggia con hai ragione, ma tu che dai Jess, noi iniziamo sempre alle 9:30, minuto più, minuto meno, comunque purtroppo registrata dopo, perché poi che staccava va direttamente registrata sul canale. Manu S, c'era visto il film Game Therapy, il film è realizzato da youtuber come Favi, Leonardo De Carlo, Zoto e Federico Clapis, accettasse se fan una proposta e film. Allora, no, ho visto, il film non l'ho già visto, però non ho già sentito di parlare perché ovviamente è stato molto discusso, no, tra virgolette, a parte pubblicizzato, poi è stato pure un poco discusso da qualcuno, ma ho visto un po' qualche recensione sul letto, tutto questo. Accettasse si fanno allora, io dico proprio a me non mi piace se fa una cosa che come face, però se si avessero chiamato a me, no? I che vengono a lira e mi dicessero Ceroni a fare un film da 10.000 euro, a verità, poco poco ci pensassi che vengono a lira, allora, cioè, però, penso a me come cosa, ma io casa caro, perché poi se voi mi volessero in una cosa che no, perché ma poi film cagano proprio, io sto dicendo che dici film sanno manco che esiste, però si pensa sempre, io sui soldi, un po' che dice, ma perché ne lì, allora proprio, ma 10.000 euro, ma chi l'ha mai vista? Però mi piacerebbe tanto come genere sti film così, perché poi sai chi la posto, un film poi particolarmente parlava dei giochi, parlava a me spesso ma chi cazzo giocava quando tenevo 7 anni, quindi vabbè comunque. Antonella Lella, ci sta solo Peppe Io, dice che è bravo, a Colorado, che in napolitano è prima ci scrive Carmine, scusami un attimo,
ci stiva Carmine Faraco, l'uomo dei perchi, sì, chi che cazzo, Carmine Faraco era che cazzo, il faceva, ho fatto non è, la domanda non è, la domanda non è, la domanda è perché, come una cosa che era molto bravo, Carmine Faraco era bravo, e pure Peppe Iodice mi è sempre piaciuto, ma non a caso, ma non perché tu c'ha che cazzo ti piace i napolitani, ma no, a me mi fanno ridere i napolitani, che questa specie di comicità che fa ridere a noi stessi, no? Quindi fa ridere pure all'altro, in realtà. Quindi a me loro mi piace. Peppe io dicevo particolarmente perché è un pazzo, è uno che mi piace quando fa le cose, è molto bravo. Il Saba dice: raccontaci una barzelletta. Voglio, io questo sicuramente la git io nella mia vita proprio non ho mai saputo raccontare una barzelletta, il che può sembrare una cosa che uno dice: oh, c'è un saputo raccontare, io mai, proprio sempre stato negato, cioè non ho mai, parte che non me ne ricordo una, cioè tengo 33 anni, ma Maron, e non me ne ricordo una, cioè uno figlio da 33 anni, quando la barzelletta ha avuto, ci hanno raccontato, no? In da vita sua, a volte ha dovuto subire, perché poi sanno che ti raccontano i barzellette, un'area da che ti scassano pazzo, ogni tanto la sapere, ah sai, la sai, e frate, ci sa uno è bello, ma tre già mica caduta, e quindi poi non me ne ricordo uno e poi non l'ho mai saputo raccontare, è proprio una cosa mia personale, mai saputo raccontare. Poi fortunatamente nella vita mi ho anche incontrato persone che non sanno raccontare le barzellette e mi sono sentito meno solo in questa cosa che io proprio non ho mai saputo fare. Pacos, cioè, sono sicuro che l'MD farebbe anche le messe, tu saresti peggio delle vecchie a San Gennaro. Sì. Se l'MD facesse le messe, veramente fosse un capo il trust, no? delle messe dell'MD. Allora, Manu S. Colorato si è rovinato, preferiva a coppia e Diana del Bufalo e Paolo Ruffini. Infatti, quando mo ho picciato la televisione prima, ho visto che non ci stava più Diana del Bufalo, che prima cantava la sigla, e l'ho vista, cioè, ci stava cantando con Nata Guaglione, e quindi non so che fine ha fatto stranamente quella Guaglione, che non mi ricordo, perché non me la so vista ancora, però intanto coppa internet sembrava brava. Vabbè. Stefano Masi, Fabri, mentre ci fotte per scherzo una persona che pensavi non ti capisse e poi scopri che era italiano, ti è mai successo? No, aspetta, rileggo perché non è, mai, allora, Fabri, mentre ci fottevi per scherzo una persona che pensavi non ti capisse e poi scopri che è italiano, ti è mai successo? Guarda Stefano, probabilmente forse mi sarà successo nei villaggi, perché forse ci ho fatto fiume dall'inizio quando vieni nei villaggi, no? E stivo, tipo come in Tunisia, cioè la prima volta che sono venuto all'estero a fare l'animatore, allora magari là, sai, sì, la prima volta all'estero, sai, la prima volta all'estero per tanto tempo, e quindi magari capo a me dicevi parole, no? Dice, e cocco figura in me l'avrà pure azzeccato per dire cosa a qualcuno che poi cioè cocco napolitano pure, però me lo ricordo, non me lo, ma sicuro sì, perché queste sono figure in me che più o meno ce l'ho nel DNA, ce l'ho avute, l'ha già fatta sicuramente. Antonio Varricchio, Fabio, hai mai pensato di aprire un canale di gameplay? No, non ci ho mai pensato, veramente non ci ho mai pensato. Quando sia una cosa che oggi in Coppa YouTube è una cosa primaria, perché se voi sapete meglio di me, cioè i canali più seguiti su questi cavoli sono questi qua dei gamer, io lo vedo, l'ho già visto e cose, io non ci ho mai pensato, perché non è una cosa che faccio, capito? Non il gioco, non gioco. Vengono Watts, non vengono PlayStation, non ho una Xbox, ma perché non me ne foto? Cioè, io quando giocavo ero piccolino, cioè, però veramente mi piaceva a Natale, per esempio, mi faceva regalare sempre un Nintendo, mi faceva regalare una, io mi sono fermato proprio nella mia carriera di giocatore di videogiochi, mi sono fermato appena è uscito PlayStation, cioè io proprio starete pensando, wow, ti fermate proprio quando è cominciato un bello, in due meglio più o meno. Questo non lo so, perché poi io a PlayStation ci giocavo, perché che i compagni mi indovavano, ci scannavano a Winning Eleven all'epoca, sto parlando veramente di anni fa, e quindi giocavamo a così, però non l'ho mai avuto io il PlayStation, ma proprio perché io oggi chiuso che gioco, oggi cioè, dopo i 10 anni, 12, 13, non lo so, ho cominciato che femmina, quindi vi dico la verità, cioè, ho lasciato il mondo dei giochi, ho cominciato a uscire Guagliucella e mi piaceva un po' più uscire con le che Guagliucella, che giocare, non lo so, tu dici, ma cazzo, un po' a uscire Guaglione e poi sì, però non lo so, come mai ero molto appassionato, però quando ero piccino ero molto molto appassionato. Dopodiché mi è passato proprio chiuso definitivamente con i giochi, non ci ha giocato più. Quindi aprire un canale di gameplay per me è una cosa proprio un po' impensabile. Vabbè. Vincenzo Luci, a proposito dei programmi
scema, che la casa di Francesco Sole si sta ricreando a fianco a Belen, ma là non pesce pescato nel lago d'Averno, ma voglio, io vaggi, ciao, proprio, ma tanto facciamo la città, io non lo sopporto proprio, cioè, ma non è che non lo sopporto, a me, io per esempio, all'inizio non lo sopportavo a Francesco Sole, che dice, ma chi sei scemo, proprio? Ma chi lei è scema, no, perché comunque, cioè, non è che è scema, perché chi magari è pure intelligente, forse. A me mi pare talmente una Waller, no? Ma io non lo so, ma a me non so quanto riga a kill, no? Dico proprio la Waller, cioè tu dici, ma come? Io voglio quando riga a kill, io vedo la Waller, è più forte di me, cioè kill non, dico, io mi vedo che tu sì che vale, sa, usare di sera, ma che tu sì. Allora, metto là, e chi si dice una cazzo di paro, mette una scupa, lo fa trucco, quella faccia young, si fa una lampada, ma anche io mi faccio là, però pigliati un po' di sole, frate, a me, cioè prenditi un po' di sole, che spacci, ma non è che fai o frava, boh, frava tu su, piglio su, però non è che fai, dico, da un cesso, e pensa che tu ti ne so, non lo so che fai, ma pigliati un po' di sole, fuori un barco ogni tre qua, paru fa trucco, paru fantasma, paru, quella faccia young, senza espressi, paru, aiuto, non paru fa trucco, a me, io, cioè, io non capisco chi come cazzo fa sta là, cioè, con quella faccia uguale, voglio parlare, cioè, non dà nulla a quella trasmissione, non dice niente, ma che fa che l'indacchio programma? Fa segge, e poi tu sfotto, quando pigliaco, ma coppia commento su, si mette fuori, e io sfotto, scrivo, c'è la città proprio, c'è la città tutti i commenti, che magari leggo, però poi sfizia, dice, ma tu scaffa solo la segge, l'indacchio programma, per fare trucca. Vabbè, un fatto mio di una scelta in grande, strana antipatia in coppa a kill, non posso sapere, è forte meno, magari sarà pure simpatico, non lo posso dire. Comunque, mi dispiace, se qualcuno piace, Francesco solo mi dispiace, però a me mi piace. Michi Conte, sul bus a Napoli, un delinquente sale sull'autobus, fermi tutti, questa è una rapina, un passeggero, ma che paura pensava era contro lui, questa è abbastanza antica per questa battuta, facciamo un revival di queste battute. Vabbè, comunque, il Saba, se mi ho perso il nome, il Saba, non ci pare tipo uno sciamano, no? Un mago, il Saba. Se trovassi una valigia con 100.000 euro, qual è la prima cosa che faresti? Si trovassi a me penso che... Ma che facessi con 100.000 euro? Sarei proprio contento, proprio... Ma me ne fuisse proprio a Salgia, me ne fuisse a casa direttamente, ecco. Poi quando faccio ma cattasco, ma mi sti passa, no? Non lo so cosa fare. Vincenzo De Lucia, un pelo caduto dalla valle di Carlino vale più di Francesco Su. Guarda, voglio Francesco Su un capitolo che chiudiamolo perché è veramente penoso. Vale Caranza pure a me quando vedo a Francesco Sul mi pare io vorrei un frate rusa, sì, ma sì, ma è così, voglio io vedo che, cioè, sai che tipo, per carità, chi mo sarà pure un frate rusa, sì, ma io me la prendo molto di più con le persone che seguono, perché vai no? Su cazzo di Francesco Su, pubblica una stronzata, veramente una stronzata, mo tu ci puoi pure pubblicare stronzata, è vero, ma chi le pubblica certi stronzate, no? Ma non mi vede proprio a me, a chiunque, cioè tipo il sole scalda, il sole asciuga i panni, cioè, è una cosa che si sa, no? Solo asciutta i panni, se no non spannesti i panni. È bella e buona 300 condivisioni, una frase così, 800 Milano piace, ma cioè io non lo so, io a quel punto dico, ma allora non è colpa sua, chi si cade a fare, chi si è scemo, ma non ci può fare, se chi lei non riesce a bravo, non ci può fare niente, uno nasce, così. Però allora dico, ma chi, proprio chi lo segue che proprio sta proprio rovinato, e allora purtroppo è così, voglio, chi lo cade a fare, chi è scemo, scusi, chi lo fosse un cane sciuso con la cassa, quello non continuerebbe a fare quello che fa, ma essendo che il fanno pirata, fanno 300.000 condivisioni, 800, che dice, vabbè, ma pure che si faccia belli pirata, questo è il discorso, purtroppo, allora che mi fa, stiamo inguaiati, questo che sta poca fa. Stefano Masi, troppo bella la serie, vogliamo parlare di Pezzotto e parliamo, oppure ma non si chiamava Allegri giornate grande Fabrizio, ma a me voglio io, ma guarda, a me sta cosa rallegra prima a me, perché a me voglio, ma sempre fatto ridere, cioè, fatto di Pezzotto da piccolo, è sempre stata una cosa che non ci potevo, cioè, mo però stiamo in un'epoca, diciamo, tra le cose fortunata, che i Pezzotto oramai escono proprio a go-go, cioè si ettano, caro, vai, trovano Pezzotto, cioè come ho detto prima all'inizio della quando si muta a cattare su Panaturo Penny Market, cioè Steven certi cose assurde, ma pensa, non manca tu Panaturo non c'è mai, ma ci siamo fatti un giro in due Penny Market, proprio a bere i Pezzotto, perché
c'è una fantasia oggigiorno a pezzuttare le cose, che sapete il voto che penso? L'uomo ha dato, cioè, talmente di pezzotti che esistono, no? Per esempio io lo so, pure voi, no? Che esistono i pavesini, perché lo sappiamo, perché ci hanno scassato cazzo quando siamo piscieri, li spacciamo in pubblicità, i pavesini, lo sappiamo, però ma per esempio qua, come si chiama là, Eurospin nei sbarazzini che l'ha pubblicato là, oppure l'MD c'ha i nuvolini, ma sì, magari, mo so cose, mo all'unione rim, no? Però magari fra 20 anni, 10 anni, no? Non ci stanno più, oppure ci stanno, cioè oramai i nuvolini dell'MD esistono da 20 anni, per esempio, fra 20 anni, no? I sbarazzini pure su 20 anni che esistono. Allora, c'è un nipote, che ha 8 anni, cresce mangiando i nuvolini. Allora, per esempio, fra 10 anni, 20 anni, cioè quando un nipote, ma non può capire su fatto perché magari è abituato veramente a si mangiare i nuvolini. Invece noi, che stiamo in quel periodo che noi siamo cresciuti che va vesina, per le buone ci nuvolini, sbarazzini, e ci mettiamo a ridere, magari invece chi crescerà queste epoche nuove che cresceranno nei pezzotti, cioè veramente sarà una cosa incredibile, no? Come chi si cresce con internet, no? Che sicuramente qualcuno di voi ci sta, è cresciuto, come si dice, nativo digitale, no? Io quale nativo digitale? Io a 27 anni ci vedo computer, ma quindi chissà che saranno i nativi pozzuttari, se i vostri nativi digitali saranno questi nuovi nativi pozzuttari, non so come li chiameranno, vabbè. Comunque, Robby Te piace, vai a dormire, dai, ma vado con tu, cioè, così, fa poco ma no, che effetti, cioè non a dormire, no, chiudo la live perché sennò veramente si secca, come mi suggerisce l'amico Amedeo Marino, cioè alla fine della serata non si secca, si secca, però stasera sono particolarmente sta con papille salivare, come si dice, c'ho ancora un po' di saliva, nonostante fra 5 minuti chiuderò. Ma proprio che me ne ha una, cioè, e gli altri no, dico, che me ne ha basta che permetto un bottone. Allora, Antonio Varricchio, Fabrizio, te lo faresti mai un tatuaggio se si dove? Ma io oggi proprio stai parlando con questo nomi, no? Ma non me lo farei mai, cioè, per ora non mi ha mai allettato questa idea di farmi un tatuaggio, non lo so, perché non è mai, non lo so. Oggi me ne parlavamo, e praticamente sai, se mi dà stupendi market, allora sai, è passato un anno, ho fatto i Frank, no? E io e chi lo mi ha detto, ma che è Frank? E dice, ma che già fa, che mi chiamano Frank, ma io ormai mi posso fare ognuno che dice Frank, dice che no, guarda che hai successo, ogni tanto lo dico, però non è che posso a tutti quelli che mi salutano Frank, non ci posso dire, guarda che mi chiami Cerro. Allora come dico, più giorni che si mangia faccio tatuaggio, me lo tatuo, questo Frank, perché tanto è il fatto che ormai non riesco a, diciamo, tra virgolette, a liberarmi, no? Del fatto che mi chiamano Frank. Vincenzo Lucia, è vero successo per uno youtuber è creare una famiglia di seguaci e tu ci sei riuscito. Francesco Waller terrà pure mi piace, ma poi te ne facci pacca. Ma voglio, non lo so, successo, cioè alla fine è successo, ognuno lo interpreta per quello che pensa e cose. Quindi per me sì, sicuramente questo è un successo, che Ariam, Samka, i parla, sacci che è stato pure 30, 40 vui, a chi l'ha trovata che è stata a sentire, ci facciamo dire, sa, per me chi è veramente un successo. Poi a me non è che a me ne fottono successi Francesco sono diciamo vaga un freo perché riguarda che i figli buchi stanno andati alla televisione pigliano una cosa di soldi non una lira che le facci vuole però non è poi alla fine che io scherzo per dire che cazzo den cavoli no fondamentalmente si gioca si parla no per parlare no, la Wallera del web si chiama così non so. Fabio domanda secca il formaggio lo mangi col culo con la bocca bella domanda secca Stefano Masi oggi Stefano oggi sono andato in bici al mare con la chitarra dietro le spalle lava cendero e tutti fa grandissimo Stefano Masi perché a parte che io non lo sto facendo più ma spesso pure la bicicletta me la fui proprio ma non che vicino al mare con la bici ma che faccio i cazzi di giro perché poi bello tu non puoi passare la bicicletta solo tu i pensieri pare che sei incoppanato mondo quando vengo a passare la bicicletta no? C'è questo potere la bici di farti diciamo, magari su Vuan perché sembra di volare boh dove perché sono di casa a pianura quando scende la maroscia che discesa pare che vola e quindi fa sempre e mi piace poi andare poi tipo vado vicino al mare no? La chitarra non la tengo perché non la faccio suonare però a volte mi organizzo anche con un mio amico ma non lo facciamo da tempo e si piglia la chitarra e ci andiamo fuori umano a Fistrums diciamo, un po' così
comunque una bella roba, fai bene, fai bene. Simone Campitirlo, sì. Dopo la Duco Life sul risparmio, ma sei anche tu d'accordo con il proverbio sparagno non è mai guadagno, ma è un proverbio che cerco di ribaltare, perché penso che se tu mi segui un po', capire che io comunque vado proprio in due sparagno, ecco, quindi cerco anche di ribaltare, perché guarda, effettivamente tu dici, sai che quando mi succede che bello per esempio oggi, no? Scusate ve lo racconto ancora, però purtroppo è così, c'è stato il fatto panettone Rupenni Market, no? Che dici, ma non è che facevi schifo, però per esempio non si tagliava, cioè si tagliava, e quando tagliava, no? Rimaneva la parte, cioè addirittura questo punto di attenzione, da premettere che non stevi in due scatole di cartone, stevi in da carta, cioè in quella carta di plastica, chiuso con spava, questo panettone proprio per risparmiare proprio i costi del cartone, ecco, infatti costava poco, però non era male, non era proprio malvagio, facciamo mangiare poco, non era malvagio, no, se a me il panettone non mi piace, mi piace quando, no? E comunque però, quando l'hanno tagliata, la parte di sotto, lo strato, la base, nelle ragazze la tagliava perché si azzeccava un po' alla plastica, no? Perché chissà come ci fa. E quindi, allora, sai, un mi diceva, giustamente dicevo, Spagna, mai 40, ma questo uno lo dice quando gli capita stufato. Però poi il bote quando sparagna malamente, e il bote non è detto che non ci guadagna, il bote ci guadagna pure. Quindi non è vero, non è una massima, capito? Lo sparagno non è mai guadagno, sempre e comunque. E infatti è estrema, lo sparagno non è mai guadagno, come un po' i proverbi. La maggior parte del voto pare che ci azzeccano, ma non sono sempre così, perché sennò ci fai scima, no? Per dire, no? Comunque, allora, Michi Conte, c'è una domanda seria, mi pensavo di andare via da Napoli, ma tantissime volte l'ho già pensato, però non negli ultimi anni, mi fa molto piacere questa cosa, perché io sono sempre stato uno che io, quando ero, cioè, allora, più quando, non tengo 33 anni e cosa, però quando ero più, che ne so, 17 anni, 18, 20, questa età, no? Questa età qua. Io dico, ogni cazzo, ma ogni cazzo pure io, ma cioè, ma poi fondamentalmente, dopo è passato tempo, ma perché me ne ma chi me ne ha due? Cioè, io sono a casa mia, ma che tengo cioè, a me piace molto viaggiare, oggi viaggiato, ma ho fatto esperienze fuori, sono stato pure a fatica fuori per molto tempo, molti mesi, però oggi c'è, ma io quando sono qua, poi sono tornato qua e ho detto, ma che cazzo, ma che... Cioè, io continuerei sempre a viaggiare, mi facessi pure 3-4 mesi a Londra, 5 mesi in Australia, un anno in Giappone, mi facessi sì, però io a manì proprio a Napoli, nel senso, a Gicetta negli ultimi anni non ce l'ho questa esigenza, come parecchi però vedo ovviamente per faticare, fatti con le cazzo, ecco. A me mi piace stare a Napoli, mi piace sono proprio in cui mi parla la lingua, parlo come cazzo voglio, come capite, cioè, su qua, chi se ti saluta, pigli tu un caffè, ma io, cioè, mi sono proprio una bella, perché proprio, è così, almeno io personalmente. Vincenzo De Lucia, il panettone del Penny Market, dei canditi, no, teneva i canditi dentro alle tarme della carta della confezione. Non io era, sono sincero, si risparmiava sul cartone, però non era proprio cesso. Ci abbiamo mangiato varie felle, sono scappate, ce le siamo mangiate, non è successo niente, cioè, sono ancora vivo e ancora c'è in cesso. Quindi, consigliami un bel libro Fabri, Stefano Masi. Allora, io mi sono letto ultimamente due libri, uno di, come si chiama? Uno di Claudio Cecchetto, bello proprio, guarda, io a me Claudio Cecchetto non è stato quasi mai a pelle, vicino a pelle, cazzo, per dire, quando viene la televisione, no? A pelle, che cazzo so, no? Però sai, non mi è stato mai quasi sempre simpatico, invece mi c'è il libro di Claudio Cecchetto, non mi ricordo come si chiama, è proprio bello proprio. Ma bello vero, quando l'ho finito, ma proprio mi sono dispiaciuto, sai, come si, non so, sono stati 2 o 3 giorni che l'ho fatto che non era leggevo libro, che oramai mi ero abituato a leggere, sono stato proprio triste. E poi c'è Sanat, che non mi ricordo un nome. Comunque, vabbè, un altro libro che è del conduttore, Mazzoli, come si chiama? Conduttore di radio, ragazzi, si chiama lo Zodi 105, Stefano Mazzoli, non mi ricordo come spaccio, Mazzoli sicuramente, il nome non me lo ricordo, pure lui, la storia della vita sua, che ha fatto in radio, tutte le cose che ha fatto, tutte le radio che ha cambiato, tutte queste cose qua, veramente un bel libro, veramente un bel, 2 libri ma ce l'ho ultimamente, bellissimi, infatti su cazzi trovato un libro che mi appassiona proprio per queste storie di questi personaggi, sai, che hanno fatto a radio, che fanno a radio, cioè, comunque
manca loro come ci fai scimmo sono riusciti a fare queste cose nella vita, però poi l'hanno fatto, ecco. È molto bello, te lo consiglio perché al di là cioè è un bello libro, sono storie vere, come te fai storie di vita, no? È una persona che fanno succedere, che fa comunque sono un bello libro, a me mi ha fatto compagnia. A noi la Lella, e c'era ma se poi ma poi si te ne vai a Rudone e metti all'estero, visto che hanno fatto serio da non sottovalutare, si uno parte, no? È vero, perché cioè, attualmente i Boda ci sono vero, si fa ma si può bella e buona la Coppa Amara me ne sta a Londra, no? Per dire, nonostante Londra comunque c'è sta cioè veramente anche a livello pezzottistico a cioè, trovo quello che buono a Londra perché proprio vero, si trova uno di tutto a Londra è una città molto però poi bello e buono quando può resistere senza un MD ma parliamoci proprio realmente ma non può resistere più in un mese, non lo so, non me lo figuro come cosa, quindi non lo so. Valle Catanzaro, troppo napoletano di Alessandro Siani, quarto bellissimo libro. Devo dire la verità, io ci ho pensato di maccattare sui Besiani troppo però non lo so, non lo so, Valentino, io so che a te ti piace Siani, pure a me, per carità, Siani è sempre stato un grande, ecco, però si è messo a catturare i Besiani, non lo so, ti dico proprio la verità, non lo so. Poi magari mi sbaglio, magari qualcuno, ma non lo so, a mo legge un po' di tubante, non lo so se dice perché. Manu S. Cioè, i pensati di scrivere un libro La vita tua, raccontano le avventure carliniane, ma io come no, ho pensato veramente perché, perché io ne ho passato assai, nonostante i suoi giovani, alla fine, ecco. Però ci sono altre cose che io le scriverei soltanto per non dimenticarle, perché poi uno mi dice, vabbè, mi racconta una cosa, io per esempio poi non mi ricordo, ma io ci passa talmente tanto, no? Che se poi mi ricordasse, le mettere per iscritto, proprio per tenerle là, no? Dice, guarda, che la volta che ci fa, cioè in un libro che poi sarebbe anche un po' vietato ai minori di 18 anni, perché ne raccontasse di cose che poi di pozzo dici nei video, ne pozzo mica pozzo mettere a discettico. Però in un libro magari uno le potrebbe dire. Amedeo Marino, te l'hanno mai detto che il tuo modo di fare assomiglia a Massimo Troise, è scritto tu, no? Troisi, Simolanit me lo dicono quasi sempre quando sono piccirillo, mi ha sempre fatto piacere, perché ovviamente è una cosa che fa piacere, perché a me mi piace Troisi, è sempre stato un fuoriclasse a livello di comicità, quindi Vincenzo De Lucia, la biografia di Carlino ancora sa da sci, mi serve come idea regalo per sparare a Natale, ma qualora Roberto Carlino facesse una biografia, penso che io sarei il primo a comprarla e poi subito sta a fare o firma copia là, cioè vedi parecchi vanno a do Rocco Hunt, Clementino per fare firma copie, io penso che non ci andrò mai, ma no perché io stimo perché da Clementino, Rocco Hunt, però non ci andrei quasi, dice, ma che tenga avrei, cioè, io, però invece se facesse Roberto Carlino, perché dai cis, ma proprio conosce a chi su sacrostana, no? E su cristiano, no? E dice, ma frate, cioè, io cioè, a mano Roberto Carlino fa, ma secondo me adesso è una grande emozione. Cioè, proprio la cosa guarda, cioè, non so, è un momento storico, secondo me. Poi, non lo so, la fotografia Carlino, cioè, il massimo. Chi è? Stefano, no scusa, Valle Catanzaro, io ti consiglio di leggerlo, se ti piace poi non lo so, i gusti sono gusti, PS ti voglio bene lo stesso, non te preoccupare, no, i puri ti voglio bene, però proprio il fatto di comprarlo, cioè io per esempio mi accattavo un libro, a parte un libro costa 20 euro, perché però proprio mo accattare un libro, dice, ma non per 20 proprio il fatto che io, cioè, proprio a botta sicura, non esiste, ma accattare un libro e non mi piace, io per esempio tutti i bot che mi accattano un libro, cioè, un po' puntato, è sempre un bel libro, però c'è da pensare, più quando mi prestano i libri, più diciamo perché grazie a quasi ne parla, no? Perché per esempio un compagno questi due libri che stavo dicendo a Stefano, me l'ha prestato un compagno mio, a parte fatta di Spagna uguale, no? Perché non sono mai male, però è proprio perché lui sapeva come sono fatti e fatto leggere questo libro in modo costruito e me l'ha già letto. Ed è stato perché lui sapeva di come sono fatte e quindi ti sei un libro che secondo me a te ti piace, infatti mi è piaciuto. Però poi tu dopo ti fornisci chi se leggete pure chi state che pure ti piacerà e me l'ha già letto perché sapeva allora già sapeva quello però comunque quando vabbè verso discorsi comunque vabbè comunque sono molto difficoltoso per quando riguarda i libri sono molto difficoltosi infatti non so si trovano un libro che mi posso leggere che mi può piacere come vabbè poi sono le 22:44 nato dai 2 minuti e malato perché veramente poi sputando pure Antonio Varricchio, Fabri, come ci sente quando fermano per strada? Ma sembra una grande cosa per me, perché a me ancora un po'
sono sempre un po' incredulo perché dico, cioè, è sfizioso, molto inspiegabile come cosa. Sono sincero, è bellato che è un po' inspiegabile perché tu dici, pare che, allora, chi mi ferma, no? Solitamente, a meno che non sia proprio timido e cose, no? Ma pare come si, per esempio oggi, no? In da palestra, poi c'ero, così, no? Io, boh, chi cazzo sa, per dire, però c'ero come stata poi, pare come se fosse un bagno mio, allora io, mi piace, perché io purino, io tappo, non faccio un nome, però mi piace questa, che pare che chi mi sa, no? Come, allora, sai, chi effettivamente un po' come sa, perché si mi segue, è come se un po' mi conosci, allora mi piace questa cosa, è una cosa che a me mi dà, ma mi piace assai, mi piace. Mamma fare il suo commento Luigi Cozzolino c'ero sì, un tipo riflessivo è piaciuto sta ma non mai ritto ci mette nei commenti. Fernando Olivieri c'era un può salutare che la latrina di Giulio non compagno nomi grande Giulio non mi dispiace da chiamata latrina ma l'ha detto lui non l'ho detto. Emanuele Spavone c'era questa è collaudata hai mai visto un elefante nascosto di da un albero? No, allora si è nascosto bene perché questa è un attimo più ricercata forse non l'era mai sentito neanche è anche abbastanza simpatica rispetto al fatto che Ustel in dei pack o un pack di Ustel cioè, questa è trapassata e non si posso di più. Michi Conte c'era quando ti fermano per strada magari non i vigili l'anime va a morte che poi tengo queste storie in coppia vigili quelle sono storie che non ho mai raccontato che siamo ci pigliava proprio come ci ha dice tutta una serie di parole che schella l'hanno fatta dal vivo perché faccia come già sta e non mi sembra il caso. Gianni Omega in poche parole stai aspettando qualcuno te lo presta il libro ma no ma sai che perché cioè, vabbè, io ho visto fatto dei libri questo compagno Romi no che mi conosci no è un mio migliore amico allora sa mi conosce allora tu mi puoi pure passare un libro ma magari a me non mi piace invece tu a me mi conosci un po' mi tenderai a prestare un libro che orientativamente mi piacerà però a parte il fatto che si sparagna però no proprio però poi no, guarda un po' più libro a dire nonostante i costi no perché non spacciamo i libri 12-13 euro ma quando la cava buona che siamo pagando 20 euro allora dico frate ma 20 euro un libro ma di assai da cava perché mi pare un po' troppo per un libro 20 euro no? Però è bello un libro ti lascia proprio a me mi piace leggere mi sembra Davide Danile pure un po' più libro di uno spirito dell'MD e casa caruta Stefano Masi ma come si fa la lavatrice in su cazzo ma ma come dice a me perché sa sfilare Vincenzo Lucia c'è un uomo completo alla cultura lo sparagna e si fa una cultura sparagnana questa è una frase da incorniciare ultimo commento io proprio manoaco veramente manoaco perché mi sto pure un po' pisciando sotto non volevo dirlo Stefano Masi riguarda di questi ultimi 20 minuti di live ride solo tu ciao Fabri ok magari me li riguarderò domani e è stata bella serata questa è stata una serata bella sempre quasi no la prossima poco spaziata cioè non lo so perché mi si poco triste non lo so cazzo come se sta un po' stanco forse invece mo bello mi è piaciuto sta live ok siamo state buone mi è piaciuta sta serata voglio niente vabbè poi esce un video poi faccio mettere un video che non so cazzo volevo caricare oggi un piccolo video che abbiamo fatto ecco posso lo caricherò domani non lo so che già si ce la faccio e va alle cadenzare routine elegante con la mano davanti belle ha fatto un routine non lo so se ma ci sa mano anziché mi stai scappando comunque voglio bene ci vediamo la prossima live la facciamo martedì perché Olundri c'è questa cosa televisiva che non si può rinunciare e niente voglio saluto a tutti là che si vede una live a Rop come al solito il popolo delle live indifferite che sembrerebbe furto da quello che dice YouTube dai dati di YouTube pure isso è stato un piacere ci sentiamo buona serata è stato buono ciao